Il governatore del Veneto Luca Zaia ha deciso di sospendere il decreto che istituiva la moratoria di 2 anni sulle vaccinazioni dei bimbi da 0 a 6 anni. Una marcia indietro che favorisce le famiglie alle prese con indicazioni contrastanti dal Ministero e dalla Regione. La notizia è stata accolta con soddisfazione dal ministro Lorenzin, che aveva annunciato il ricorso al TAR contro la moratoria veneta. Non possiamo permetterci, ha detto il ministro, coperture a macchia di leopardo. Ma il governatore Zaia ribadisce che il Veneto è assolutamente in linea con la media nazionale nelle vaccinazioni ed anzi è un modello più che avanzato rispetto a tutte le altre regioni italiane. È una questione da legulei. Il motivo del contendere qual è? Il motivo del contendere è avere la possibilità di dare una moratoria ai bimbi iscritti, scandisco bene, ai bimbi iscritti nelle scuole dell'infanzia dai 0 ai 6 anni, quindi non nell'età dell'obbligo, che sono già iscritti e che non sono vaccinati. E chiariremo anche questo aspetto. Noi siamo comunque a favore dei vaccini, questo lo sanno tutti. Abbiamo però un modello vaccinale diverso da tutta Italia e siamo insieme a 15 stati europei come Gran Bretagna, Germania, Spagna e molti altri ancora, tant'è vero che il Veneto non ha un modello vaccinale dell'obbligatorietà ma del dialogo e quindi della non obbligatorietà. Insomma, i risultati si vedono. Siamo gli unici ad avere un'anagrafe vaccinale informatizzata. Quindi quando sento parlare di dati a livello nazionale mi chiedo come fanno alcune regioni a parlare di questi dati di vaccinazioni che non sanno neanche dove sono i bimbi. La moratoria era stata istituita dal Veneto per venire incontro alle famiglie, alle prese con una corsa alla ricerca della documentazione per l'iscrizione dei bimbi più piccoli a scuola. Per agevolarle, il Veneto, che può contare unico in Italia sull'anagrafe vaccinale informatizzata, sta pensando di coinvolgere anche le USL, che potrebbero mettere a disposizione delle scuole i dati in loro possesso, evitando quindi ai genitori uno slalom burocratico complicato e tortuoso. Non c'è nessuna volontà di politicizzare la partita, ribadisce il governatore Zaia. Rispetto alle idee di tutti, spiega ancora, ma la politica resti fuori.